Va in archivio una domenica drammatica per la cronaca trevigiana. In serata è salito a 3 il numero delle vittime di incidenti stradali. Non ce l'ha fatta ed è spirato poco dopo le 21 all'ospedale di Castelfranco Davide Bertacco, quarantenne di Romano de Zelino, che ieri pomeriggio in sella alla sua Ducati Monster ha investito e ucciso una donna di 77 anni che attraversava la strada in circonvallazione est all'altezza di Salvatronda. Gravissima all'ospedale di Cittadella la fidanzata 32enne che viaggiava con Daniele Bertacco. La notizia della morte dell'uomo, rappresentante di commercio, ha suscitato commozione e sgomento specie nell'ambiente sportivo del calcio, visto che Davide Bertacco aveva militato nel Bassano, nel Romano e nel Tiene. Ha lasciato 6 figli Giuliana Longo, falciata dalla moto mentre era in passeggiata. A Salvatronda, dove era in corso la festa del paese, in segno di lutto ieri sono stati sospesi i festeggiamenti. Sempre ieri a Zero Branco ha perso la vita Gianni Casagrande di 56 anni. L'uomo stava percorrendo con la sua bici via Onaro a Rio San Martino quando all'altezza di via Buonarroti è stato investito e ucciso da un furgoncino. L'uomo, da poco in pensione, lascia la moglie e 2 figli.